Abbiamo spiegato quali sono gli interventi che sono stati fatti nel 2016 e abbiamo spiegato anche che nel 2017 abbiamo appena approvato 4 delibere per un totale dei primi 1.300.000 euro relativi a interventi sia in centro storico che in terraferma per il recupero di residenzialità. La casa è un argomento sensibile in terraferma, figuriamoci nel centro storico veneziano, dove da diversi decenni si vive un'inesorabile emorragia di residenti. Alla seduta della 7ª commissione nel municipio di Mestre, la Giunta fa il punto sul patrimonio immobiliare comunale, sui fondi stanziati e sulle politiche residenziali messe in campo. Se parliamo di ERP, noi abbiamo una legge regionale che ci vincola sui canoni e quindi possiamo agire ben poco sulla residenzialità a livello di canoni. Viceversa sui canoni chiamati cosiddetti social housing possiamo intervenire e come, e sarebbe il nostro intento, perché quello, come si diceva e si è sempre detto, dobbiamo far riportare all'interno del centro storico la classe media che manca. Critico il giudizio dell'opposizione. Brugnaro, afferma la consigliera Monica Sambo, aveva promesso in campagna elettorale di portare 30.000 nuovi residenti a Venezia, ma da quando è stato eletto la città ha perso 1.000 abitanti. Ora, per mantenere l'impegno, ne dovrà portare 31.000 in 3 anni. Sostanzialmente stanno portando a compimento opere che avevamo messo in piedi noi con la precedente amministrazione, da un lato. Dall'altro non vediamo una reale pianificazione, quindi ci viene detto oggi che ci sarà, che vedremo in futuro qualcosa, ma ormai insomma sono passati quasi 2 anni dall'inizio di questa amministrazione.